Buongiorno. Oggi vi voglio parlare del pranayama, un metodo per controllare il respiro, per attingere energia dal respiro, che mi è stato insegnato tanto tempo fa durante i miei viaggi in Oriente. Il suo nome è pranayama, si divide in due parole, prana e yama, che vuol dire l'energia del respiro. In pratica si tratta di inspirare ed espirare alternativamente, prima da una narice e poi dall'altra. Inizialmente cominciamo con 6 cicli, adesso vediamo durante la pratica cosa sono questi 6 cicli e come praticarli. Quello che vi suggerisco è di imparare, è semplicissimo, quindi sicuramente ci riusciamo, ci sono riuscito io, per cui ci riuscite anche voi. Impararlo e praticarlo almeno una volta al giorno per sperimentare i benefici che questa semplice tecnica di respirazione ci può portare. Passerei subito alla pratica, così senza tante parole impariamo prima. Ci mettiamo in una posizione comoda, seduti, avvisiamo eventuali presenti nella stanza o dove ci troviamo di lasciarci tranquilli, stacchiamo il telefono, eventuali disturbi, rumori, chiudiamo le finestre, per stare tranquilli, per un tempo per stare con noi. Ripeto, ci sediamo comodamente, con la schiena eretta. Entriamo nel momento, in quello che ci stiamo apprestando a fare, quindi lasciamo andare tutti i pensieri, cosa ho fatto prima, quello che dovrò fare dopo. Faccio solo questo, per qualche minuto sto solo con me. Bene. Chiudiamo una narice, possiamo cominciare con la destra, con la sinistra, come ci piace. E inspiriamo, chiudiamo la narice, apriamo l'altra ed espiriamo completamente. Inspiriamo nuovamente con la narice destra ed espiriamo con la narice sinistra. E contiamo un ciclo, questo è un ciclo di respirazione. Arrivati alla fine dell'espirazione, inspiriamo nuovamente con la stessa narice. Chiudiamo le narici, apriamo l'altra, la destra in questo caso, e svuotiamo completamente i polmoni. Arriviamo fino in fondo. Inspiriamo nuovamente, chiudiamo le narici ed espiriamo con la narice sinistra. E contiamo, e questo è il secondo ciclo. In questo modo arriviamo fino a 6 cicli, come dicevo poc'anzi. Questo per iniziare. Per evitare di entrare in iperventilazione, non siamo più abituati a una quantità di ossigeno considerevole, per cui andiamoci piano all'inizio. Vi propongo di farlo per 7 giorni, una settimana, 6 cicli ogni giorno, per ogni seduta. Dall'8º giorno in poi cominciamo ad aumentare un ciclo, quindi faremo 7 cicli. Facciamo per qualche giorno, 7 giorni se volete, e poi aumentiamo ancora di uno. E nel giro di qualche settimana, più di qualche settimana, arriviamo a 12 cicli. Questo è il massimo che a me è stato insegnato e anch'io vi suggerisco di fare. E intanto, in questo tempo che sperimentiamo, godere dei benefici che questo metodo, questa tecnica di respirazione controllata vi può dare. Vi ringrazio per l'attenzione
a risentirci con la prossima lezione. Vi ringrazio.